La località di Cavalier è citata fin dall'anno 1000. Dell'antica chiesa si hanno testimonianze dal 1342. Cappella della Pieve di Chiarano era già parrocchia nel 1510, quando il vescovo fu ospitato dal parroco per discutere dell'apparizione della Madonna a Motta di Livenza. La chiesa al tempo era ad aula unica e interamente affrescata con l'altare dedicato a San Daniele. Dal 1624 sono documentati i lavori di ampliamento del presbiterio e costruzione di 2 altari, Concezione di Maria Vergine e San Carlo Borromeo. I lavori proseguirono con la costruzione di un campanile, l'aggiunta di un pulpito in pietra d'Istria e modanature in stile barocco a decoro delle pareti laterali, che terminavano con un ciclo di affreschi ritrovati durante i restauri del 1999. Nel 1924 ebbe inizio l'ampliamento voluto da Don Attilio Maria Gaia, che portò la chiesa a quello che è oggi. Sopra il portale principale Cristo Re di Claudio Granzotto e sul campanile il basso rilievo di epoca romana. Al suo interno spicca il ciclo di affreschi seicenteschi con profeti e apostoli messi in posizione di richiamare il testo del credo. La pala del presbiterio è opera di Paolo De Lorenzi e raffigura San Daniele nella Fossa dei Leoni. Sulla colonna di sinistra, Santa Lucia del XV secolo, attribuita ad Andrea Previtali o Scuola del Cima da Conegliano, mentre sul soffitto in lunette i 4 evangelisti con i dottori della Chiesa. Nella cappella di sinistra, dentro una scultura che riproduce la grotta della Madonna di Lourdes, una statua di Ferdinando Peratoner, autore anche dei 2 angeli ai lati del tabernacolo. Sui 2 altari laterali le tele del Sacro Cuore dei Fratelli Alinari e Sant'Anna di Rachele Tognana. Ignoti gli autori delle tele Sacra Famiglia e Ecce Homo, mentre il fonte battesimale risale al 1563. Pur essendo nel medesimo comune, la chiesa di Cavalier non fu mai dipendente da quella di Gorgo, che ha come matrice Oderzo. Titolata ai santi Ippolito e Cassiano lungo il corso del fiume Monticano, la bella chiesa di Gorgo subì diverse trasformazioni nel tempo, inglobando nelle murature del presbiterio la parte più antica che ancora si conserva.